Ah, saluta, dai. Io a salutare. No, saluta tu. Saluta prima tu e poi saluta. No, salutiamo. Salutiamo, Salutiamo assieme. salutiamo. Ciao a Salutiamo. tutti, buongiorno, benvenuti in questa diretta Facebook. Allora, Che si dice? innanzitutto Che fate di bello? siamo in una giornata che c'è metà sole e metà nuvoloso. Ci troviamo qua a casa a non fare niente come al solito da circa 2 mesi. Salutiamo innanzitutto gli amici che sono in diretta. Mi raccomando, state a casa. Anche perché non è che dopo il 4 maggio possiamo uscire. Dobbiamo stare sempre a casa. Certo, certo, Solo per situazioni di necessità, ovvio, per andare a trovare parenti. ovvio, Amici, ovvio. scuidatevi. Almeno per ora. Ma non si vedono i messaggi. Ma c'è un mi piace, non lo faccio vedere. Non si vedono niente. Ah, ciao Silvano Silvano, Cucchiara. ciao Silvano Cucchiara. Allora, volevo invitare a tutti voi che state guardando questo video in diretta che io da circa qualche giorno ho fatto un canale nuovo. Come si chiama il canale nuovo? Ve lo dice qua la Lupacchiotta. Stranamore siciliano. Stranamore Siciliano, il nuovo canale Stranamore Siciliano, l'ho creato da circa un paio di giorni. E Mi praticamente, siccome è un raccomando, canale nuovo dalla iscrivetevi. A alla Z, ciao Rosa, Rosa ti saluta. Ciao Rosa di tanto. Allora, siccome è un canale ciao Maurizio, siccome è un canale che ho creato da Gaspare pochissimo, pure. avrei bisogno che voi andaste nel canale e vi iscriveste al canale stesso. E Vabbè, naturalmente ma non dovete... è che non è che per forza si devono Ma scrivere. io, Si vogliono vabbè, è iscrivere. ovvio che io mi riferisco a quelle che mi vogliono, quelle che mi vogliono seguire. Ciao Gaspare, saluta il grande amico Gaspare Truviano. Mia, non vediamo l'ora, Gaspare, che finisce sta Ma lo quarantena e conosci ti tu veniamo a trovare. Gaspare? Che viene a dire a Gasparuccio? Ma fai Io non lo scherzi? conosco. A Gaspare, ma fai scherzi? Famosissimo, Gaspare è stato uno dei primi amici stretti che ho avuto qua a Marsala. Grande Addirittura. Gaspare, sì, sì. Io non lo conosco, lo conosco. Come lo conosci? Una volta te l'ho presentato, Gaspare, Allora grande non me lo Gaspare. ricordo. Grazie Gaspare, Grazie. ritorneremo ad essere di Più nuovo forti di abbracciati più prima. forti di prima, piano piano, se Dio ci aiuta e se riusciamo a superare A questa... sconfiggere questo virus. Perciò stavo dicendo, ho bisogno, cari amici, che voi, di quelli che mi vogliono seguire, attenzione, andate nel canale Strano Amuri Siciliano su YouTube, Strano Amuri Siciliano, vi spunta il canale dove c'è praticamente l'insegna Strano Amuri Siciliano, produzione televisiva, eccetera, eccetera. Sotto c'è il logo che è praticamente formato da due cuori uniti, così. Due, due Sta cuori attento uniti. con queste Allora, cuore. vi dovete Che sei iscrivere, un per incavallato quelli che mi vogliono all'altro. seguire, vi dovete iscrivere a questo nuovo canale, perché d'ora in poi i video li farò solamente là. È ovvio che non ho alcune funzioni in più come i canali quelli Ah, vecchi, perché è un canale creato da pochissimo, quindi automaticamente ancora me le devono accettare. ancora Però è se senza ho il vostro funzione. aiuto, che voi vi iscrivete al canale, mi Ancora è viene, senza funzione. mi viene più facile cominciare a rifunzionare di nuovo come era una volta. Bravo. Ah, Tutto da capo. Dobbiamo tutto- partire dopo il coronavirus tutti da zero. tutti da zero, Tutti tutti. azzerati, da C'è chi sotto riparte meschino zero. di sotto zero e c'è chi riparte da zero. Io naturalmente da sotto zero. Ah, un'altra cosa, Tutti da sotto zero. mi hanno chiesto, siccome io sono titolare di una partita IVA, mi hanno chiesto se a me mi era arrivata il bonus di 600 euro che dà compare Conte Non si dice compare a Roma o a Milano? Ah, al- non lo sai manco tu. Comunque, sto Conte che aveva promesso questi 600 euro e ora automaticamente dovrebbero arrivare agli 800 euro, non mi hanno dato neanche un centesimo. Ma no, ora... A me le hanno date. A chi? A me. A Sì, te? ci ho fatto più simpatia. A te niente. A me niente. Ha detto titolare di Quindi partita IVA, diciamo tu che non è il che hai partita 50, IVA. no, 50% Eh? ai titolari di partita IVA, ma qualcuno sono arrivati. A qualcuno chi? Cusu che... Ma io Fatevi non ho nessuno, sentire non ho chi nessuno deve che mi ha detto dice a ricevere me ne i sono soldi arrivati. ancora della partita IVA, fatevi sentire. E chi li C'è ha qualcuno di ricevuti? voi che ha partita IVA che ci sono arrivati questi benedetti 600 euro? Che a me, per un mese che mi fanno aspettare ancora
partita 600 euro, non me l'hanno mandati. Figuriamoci se poi quando mi devono mandare gli 800 euro. Minchia. C'è qualcuno di voi a cui sono arrivati questi 600 euro? Ditemelo. Comunque, o ci sono i 600 euro o non ci sono i 600 euro, l'importante è che state a casa, che siamo a casa. E naturalmente anche a digiuno, non c'è bisogno di fare dieta, non c'è bisogno di fare palestra perché effettivamente non avendo più niente da mangiare, figurate. Che Potete cosa. stare tranquilli che non avendo niente da mangiare, asciugate. Diventate tipo spaghetti. Non loro solo, pure noi. Già stiamo Allora, cominciando ad asciugare. ragazzi, se c'è Siamo qualcuno che appesi a vuole sole. inviare qualche messaggio di salute, noi siamo qua. Oltre a Gaspar, il grande Poi se amico mio avete che mi ha altre, salutato, altre cose da dirci, c'è qualcuno che ci ha inviato un cuore, Perché- grazie del pensiero. di tutta la situazione, tutta la faccenda, sinceramente siamo così sdegnati tutti che è meglio. Io più che sdegnato, diciamo, sono un pochino scoglionato, diciamo. Ah, si può dire scoglionato? Non lo so se si può dire, ma penso Nato che su lo uno siamo- scoglio, sono nato su uno scoglio, sia scoglionato, perché ma noi aspetta chi, aspetta chi, Pensiamo che per ogni tutti è giorno la che stessa cambiano sempre le cosa. stesse cose, ma no, Anche ma perché no, è non una ci cosa- sono delle disposizioni chiare, c'è gente molto incerta, molta situazione- confusione, molto- annoiamo, ci sentiamo un poco presi in giro, sinceramente. C'è una situazione un poco particolare. Voi che ne pensate? Dai, fatevi sentire. Diteci la vostra. Comincia un attimino la situazione a essere pesante, pesante, molto pesante. Siamo nelle mani. ma non spuntano messaggi o caso, scrive nulla. Non lo so, si scrivono. Non sapete niente. Siamo nelle mani. Nelle Di mani. chi siamo nelle mani non lo sappiamo. Ma siamo nelle mani. Totalmente scoglionati, siamo totalmente scoglionati. A noi Siamo totalmente questa nelle situazione mani. proprio una cosa Mamma assurda. C'è da sbattersi la testa al muro. Come si fa? Come si fa a sopravvivere? Di ora in poi come si fa a sopravvivere? Non a vivere, a sopravvivere. Siamo messi male, ragazzi. Siamo veramente messi male. Ma sto Voi cos'è? che Sto dite? pulsante del caso? Voi che dite? Un temporale? E so cos'è? Quando avevo un pezzo diretto nei Facebook, dove vai? Come mai hai cambiato genere? Non l'hai fatta su Ah. YouTube? Ho cose cangiate, cose di Ti piace Facebook. ogni tanto cambiare? Ah? No, ogni tanto. Ma poi penso che la ricezione è migliore. Non lo so, la ricezione è migliore di Facebook rispetto a YouTube. Io già non che fai là. O siamo nati come comeremo niente, non lo so. Poi sai che non si vedono i messaggi perché 21 persone, nessuno che ci dice ciao. Mi pare strano. mi sembra un po' strano. Non vediamo niente. Nemmeno il sole vediamo oggi. Allora, scusate se non rispondiamo a Nemmeno il qualcuno, ma sole. sinceramente, cioè, non stiamo vedendo una gase. Il sole bisogna averlo dentro. Che dici tu? Ah. Non è così? Ma noi E siamo così sia. abbastanza solari, siamo positivi perché ci aspettiamo, sinceramente, Sempre meglio, però. ci aspettiamo il meglio, anche se guardando nel periodo che siamo e guardando quello che sta succedendo, io, almeno da parte mia, mi aspetto cose peggiori. Io invece aspetto con ansia che va via questo 2020. Ma con ansia. Non vedo l'ora che il 31 dicembre. E poi vedremo quello che ci sarà nel 2021. Intanto l'unica cosa importante per ora è liberarci di questo anno scarognato. Questo è un anno completamente scarognato. E niente. E siamo qua. Ma che c'ha d'occhio? Stai capendo che C'ha, male? c'ha. Che fa? Facciami. Continua. Ammaccare un Ma tasto. come si fa a combattere? Appena si parla di ammaccare tasti, prima, aspetta, prima ci dobbiamo capire come funziona la situazione. Intanto, Allora, volevo fare alcune domande. ad buon alcuni di voi. lavoro a chi giorno 4 inizia questa avventura
tra sanificazioni, distanziamenti, persone che aspettano fuori delle attività. Facciamo un in bocca al lupo a tutti quelli che iniziano questa fase, Nuova avventura, questa tra fase. la seconda e la terza fase, nella speranza e nell'augurio che sia, diciamo, uguale e che tutto possa tornare Come prima. come prima, perché difficile. non possiamo dire migliore Difficile. assolutamente, Molto, ma perché molto non difficile. sarà migliore per nessuno. Però, tranne chi vende mascherine, dispositivi Vedi di che vedono sicurezza, mascherine scetto, perché giustamente chi deve disinfettante, mascherine. tranne Disinfettante, queste mascherine. cose, Sì, gli altri cose. settori penso che sono tutti in declino. Quindi la cosa importante è non scoraggiarsi, Il mio settore, perché io, come sanno molti di voi, mi sono dedicato alle rose. Ultimamente sono andato in serra, ci vado ogni giorno a innaffiare, però le rose sono ora così, mosci. Non lo so, forse coronavirus li ha pure infettati. Insomma, non crescono tutte belle, stimbagnate tese, tutte mosci. Cioè prendo una rosa in mano, anziché essere così, praticamente è è così. così. Ma come mai? Ma perché non le sai tenere bene in Tu mano? dici? Devi tenere le rose bene in mano. Ma non Comunque fai. ragazzi, che dici? Li salutiamo? Vi salutiamo, ragazzi, noi vi salutiamo, abbiamo fatto questa diretta per prova e per salutare Su con la soprattutto i nostri vita amici. e in bocca al lupo per un'ottima ripresa. Vi raccomando ragazzi, io ora sotto metterò il link del nuovo canale Strano Amuri Siciliano. Vi raccomando, ho bisogno di nuovi iscritti, per cui automaticamente tutti quelli che mi vorranno seguire potranno farlo tramite questo canale nuovo che si chiama Strano Amuri Siciliano. Poi una cosa importante è non pensate alle vacanze, al mare, pensate a mettervi in sesto a lavorare perché naturalmente abbiamo bisogno di comprare pane e se non lavoriamo non possiamo comprare pane. Quest'anno ci possiamo dimenticare carte e bubbo, le vacanze estive sono finite prima di iniziare. Solo lavoro se ci faranno uscire e lavorare. Certamente. Va bene? Ah. Non Ne vediamo l'ora. approfitto per ringraziare il grande amico Mimmo in Grande di Mazzara del Vallo, che è stato il primo a iscriversi nel mio canale YouTube Strano Amuri Siciliano. Grazie fratello Mimmo, il primo è stato, proprio appena ho creato il canale, lui è andato e ci è andato a scrivere. Mi ha fatto veramente Ti ha emozionare. fatto commuovere. Mi ha fatto commuovere, parola di onore. S'aspettavi che Questi mi sono scrivia amici. io, Sì, s'aspettavi. sì, Michellesto era. Vabbè, amici, vi aspetto a braccia aperte, virtualmente sempre parlando, sul canale Strano Amuri Siciliano. Vi raccomando, venitemi a trovare e venitevi a iscrivere al canale. Fate questa cortesia, iscrivetevi a questo canale, a così non lo sento io. Un abbraccio virtuale, Perché se puoi uscire peggio. un abbraccio virtuale dai vostri lupacchiotti. Ciao ciao. Ciao.